La storia di una badante ucraina costretta a seppellire il figlio caduto sul fronte e che per il suo impegno è stata eletta sindaco del villaggio natio. In Grecia il governo Tsipras, costretto dai creditori internazionali a nuovi tagli di pensioni e sanità, deve affrontare il malcontento popolare. Le comunità islamiche autoctone dei Balcani devono affrontare i danni che negli ultimi 2 decenni sono stati provocati dal movimento salafita. Highliner, una disciplina adrenalinica per sportivi un po' funamboli, un po' mistici, sta spopolando nei paesi dell'Europa orientale. Grande successo di pubblico e di critica per la mostra che il MUDEC di Milano dedica a Kandinsky. C'è un filo rosso che lega molti di noi italiani alla guerra che si combatte in Ucraina. Sono le migliaia di badanti che per prendersi cura dei nostri vecchi spesso lasciano i propri cari, mariti, figli, al fronte. Galina Savchuk è una di loro, 12 anni a Clusone, Bergamo, prima che la guerra la riportasse nel suo paese, nel peggiore dei modi, togliendole un figlio. Siamo venuti a incontrarla vicino a Dnipro, nell'est dell'Ucraina, nel villaggio di cui nel frattempo è diventata sindaco. 2014 ritornata a casa e dopo, quando ho guardato cosa faranno qui, dappertutto, e guardato la guerra che è arrivata vicino. E io, appena ritornata da Italia, ho trovato funerali del soldato che è ritornato in tomba dalla guerra. Uno dopo una settimana, altro dopo una settimana, terzo. E per questo già io fermata con anima qui. Galina ha capito che il suo posto non era più in Italia, da immigrata, ma nel suo paese, che stava vivendo la tragedia della guerra. Ha deciso di rimanere lì e ha fatto a tempo a vedere suo figlio, che era già al fronte, prima che la guerra glielo portasse via. Ho visto mio figlio 2 volte. 2 volte lui ritornava dalla guerra per motivo scambiamento delle gruppi. E 2 volte ho visto lui per 1 o 2 giorni. Dopo 26 agosto mio figlio era ferito grave, gravissimo. Non ero un organo che non ero ferito, gravissimo. Andrei, il figlio di Galina, ha combattuto in una delle più cruente battaglie di tutta la guerra, quella di Ilovaisk, nella regione di Donetsk, quando ad agosto 2014 centinaia di soldati ucraini caddero in un'imboscata, tesa dai separatisti appoggiati dai russi. Fu una carneficina. Alla fine della battaglia si contarono 1 migliaio di morti e centinaia di feriti. Andrei era uno di loro. Arrivata in ospedale, io pensavo se arrivo io faccio aggiustare tutto. E cominciava a parlare con il dottore e dico, ma cosa ha bisogno? Lui dice, tu fai le preghiere, tuo figlio è ferito troppo grave. Prendi la forza e prendi la pazienza. E dopo mi ha dato permesso di entrare nel stanza intensiva e io stata vicino che non è finita la vita mia figlia. Galina da allora si è data da fare come volontaria per raccogliere aiuti per gli ospedali che traboccavano di feriti in arrivo dal fronte. La sua capacità di coinvolgere le persone ha spinto i suoi concittadini a eleggerla sindaco del villaggio, un ruolo che svolge come una missione. E quando le chiediamo se pensa di tornare in Italia... Oh, no. È per come ospita sì, per vivere no. Già fermata qui, ho penso, noi dovrebbe pensare e fare il nostro paese. Nell'ultima riunione dell'Eurogruppo il ministro delle Finanze tedesco approva gli ulteriori sforzi decisi dalla Grecia per migliorare la sua situazione debitoria, ma la performance dell'economia dovrà avere segni positivi, altrimenti. Quello che il governo e il Parlamento greco hanno deciso va nella giusta direzione.
Ma il fattore decisivo è aiutare la Grecia a diventare competitiva. La Grecia ha bisogno di riforme strutturali. Come abbiamo già deciso lo scorso anno, alla fine del programma, nel 2018, se necessario, bisognerà mettere in atto misure aggiuntive. La tensione tra Grecia e i componenti dell'Ecofin, al di là degli enunciati di forma, sembra aumentare. Seppure appena 3 settimane fa Atene ed i suoi creditori, Fondo Monetario compreso, avevano raggiunto l'accordo preliminare per la conclusione della seconda revisione del programma di aiuti, l'ultimo incontro a Bruxelles ha rimandato ancora una volta la questione alla prossima riunione dei ministri dell'Eurozona a giugno. In vista dell'accordo conclusivo che, oltre alla tranche di 7,5 miliardi a pagamento dei debiti in scadenza a luglio e all'alleggerimento del debito, Tsipras e il suo governo avevano accettato le nuove richieste dei creditori: risparmi pari a 2 punti percentuali del PIL, nuovi tagli alle pensioni entro il 2019, ulteriore abbassamento dell'esenzione fiscale che passa da 8.600 a circa 6.000 euro, riforme del mercato del lavoro e dell'energia. Ancora nuove proteste ad Atene, se possibile più dure delle ultime. Piazza Sintagma avvolta nel fumo acre dei fumogeni. I greci si ribellano ai nuovi sacrifici. La quantità di danno fatto al popolo greco da tutte queste politiche è incredibile. La battaglia deve continuare. Cosa possiamo fare? Non possiamo fare altro. In strada scendono anche i poliziotti. I tagli riguardano anche loro. Per Vassilis Doumas, presidente dell'Unione dei Riparti Speciali di Polizia, è in gioco la stessa sicurezza del paese. Quando ci si priva degli agenti di polizia non c'è più pace e sicurezza. Quello che è in gioco è l'ordine pubblico e la sicurezza del paese. La situazione peggiorerà ulteriormente con le nuove riforme che stanno pianificando. Sarà una giungla. Ci sarà una forte reazione alle nuove misure del governo. Per il popolo greco sacrifici inutili se i patti non vengono onorati. Parole che ricordano quanto detto a conclusione dell'ultimo Eurogruppo fallito da Margaritis Schinas, il 54enne greco di Salonicco, portavoce della Commissione europea presieduta da Juncker, sull'ulteriore rinvio delle decisioni che riguardano un paese così provato. Una buona cosa che l'Eurogruppo abbia lodato il significativo progresso raggiunto ad Atene. Chiediamo a tutte le parti però di dimostrare responsabilità e di onorare l'impressionante e doloroso lavoro fatto dal popolo greco negli ultimi mesi. Dopo 930 anni, una reliquia di San Nicola lascia la cripta della Basilica di Bari per essere temporaneamente trasferita in Russia, dove è grandissima la venerazione per il santo taumaturgo e vescovo di Mira. Sono già decine di migliaia i russi che da giorni compongono lunghe file per pregare davanti al frammento di 13 centimetri della costola sinistra del santo. Un volo speciale ha trasportato la reliquia a Mosca, attesa dal patriarca Kirill e da lui trasferita nella cattedrale del Cristo Salvatore, dove resterà fino a metà luglio per poi andare a San Pietroburgo. Il trasferimento del frammento delle ossa del santo patrono del capoluogo pugliese, che nel 1087 i marinai baresi traslarono dalla Turchia, è frutto dello storico incontro avvenuto un anno fa a Cuba tra il patriarca di Mosca Kirill e Papa Francesco, un nuovo passo della ripresa del dialogo tra cattolici e ortodossi. Una condanna a morte, una condanna senza appello, quella pubblicata dall'ISIS contro 8 imam bosniaci, una condanna pubblicata in bosniaco sul sito Rumiah, un attacco diretto a quella che è la concezione tradizionale dell'Islam nei Balcani.
Sergio Paini, giornalista del TG1, è l'autore di La mezzaluna d'Europa, saggio che illustra in modo efficace e documenta la presenza storica autoctona delle comunità islamiche in Europa, nei Balcani. Una presenza che nel tempo si è secolarizzata, ma che dopo la tragedia delle guerre jugoslave degli anni 90 è minacciata dai wahhabiti. Dai paesi del Golfo sono partiti dei predicatori che hanno riempito un vuoto, una situazione di instabilità, mandando dei predicatori di un Islam di tipo wahhabita, salafita, estraneo alla tradizione balcanica, alla tradizione locale. Quindi non più un Islam di confronto, ma anche di dialogo con gli altri vicini europei, ma un Islam che voleva essere un ritorno alle origini e esclusivo, quindi senza alcun rapporto con gli altri. Questa è una novità anche per lo stesso contesto balcanico, che ha creato fratture anche all'interno delle stesse società balcaniche, con i giovani, che sono la parte della società più sensibile a queste sirene, che si rivoltano contro i loro genitori dicendo: l'Islam che avete vissuto sul territorio europeo non è il vero Islam. Ma quando e in che condizioni il movimento religioso dei salafiti si trasforma in movimento violento? Come nasce il terrorismo? I salafiti per la maggior parte non sono di per sé terroristi, ma c'è una parte di loro, i cosiddetti takfiristi, che vede ogni infedele come potenziale nemico da eliminare. E attenzione, l'infedele non è soltanto il cristiano ortodosso o cattolico, ma anche gli stessi musulmani, spesso quindi balcanici, bosniaci o albanesi, che non vivono la fede come dovrebbero, quindi come secondo loro si viveva ancora ai tempi di Maometto. Takfiristi, ma quanti sono questi takfiristi nei Balcani? I takfiristi sono il 10% dei salafiti, parliamo di poche migliaia. Sono persone per la maggior parte schedate, ma il problema è che con internet riescono a fare molti proseliti anche in contesti molto marginali, fuori dalle grandi vie di comunicazione. E infatti noi abbiamo assistito a alcuni atti terroristici nella penisola balcanica di non grande portata, ma che comunque rappresentano una risposta, ecco, a questi continui appelli a rivoltarsi contro invece una società occidentale che viene vista come un invasore, no, su un territorio che invece faceva parte degli ottomani e quindi del califfo. Paini pubblica anche le stime su quanti siano i bosniachi e gli albanesi che hanno combattuto o combattono in Siria e Iraq. I servizi di sicurezza di Sarajevo, Pristina e Tirana stimano che dalla Bosnia e dal San Giacato siano partiti per la Siria circa 400 combattenti, 500 i foreign fighters albanesi partiti da Albania, Kosovo e Macedonia. 50 estremisti provenienti dai Balcani sarebbero morti in combattimento, tra questi anche Mirza Ganic, venerato dalla propaganda dell'ISIS in rete. Erano circa 150 giovani provenienti dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Germania e dalla Slovacchia, anche una coppia di ucraini. Sono highliner, una nuova disciplina adrenalinica, acrobati e funamboli che per raggiungere la necessaria concentrazione usano lo yoga. Da alcuni anni, all'inizio della primavera, si ritrovano a Srpsko, nella Boemia centrale, non lontano da Praga, nel distretto di Beroun. Il poligono per le loro acrobazie è una vecchia cava chiamata Alcazare. Tra gli organizzatori del raduno c'è Lukáš Cerny. Alcazare è il nostro posto preferito. Ci veniamo spesso. La stagione inizia in primavera perché d'inverno fa troppo freddo per poter camminare a piedi nudi sulla linea. Qui possiamo tirare 7 linee. La più breve è lunga 29 metri, la più lunga invece è 110 metri. La striscia su cui a 40 metri d'altezza camminano gli highliner è larga circa 2,5 centimetri. Per sicurezza, in aggiunta, viene tesa anche una corda da montagna e gli atleti hanno naturalmente anche una cima di sicurezza fissata con moschettoni sia alla linea sia alla corda. Tra gli highliner ci sono molte ragazze, tra loro anche la praghese Anna Kucharova.
Le linee sono larghe, anche se non sembra. Anche se questo è uno sport adrenalinico, in realtà è molto sicuro. Quando una linea è tesa, è ancorata in modo corretto, non c'è pericolo. Posso solo cadere nella corda di sicurezza, al massimo per 2 metri, quindi non c'è alcun pericolo. Filip Kapinski è polacco. Sono qui per camminare sulla linea e rilassarmi. È bello qui, mi piace. Le cadute a altezze proibitive, almeno per gli spettatori, sicuramente non sono meditative e adrenaliniche, così come le successive risalite sulla linea. Peter Walker è slovacco. Questo è uno sport meditativo. Durante la passeggiata meditiamo, dobbiamo rilassarci perché altrimenti non possiamo trovare l'equilibrio. Mi piace questo equilibrio mentale nel silenzio. Il raduno boemo è ormai diventato un appuntamento obbligato per la comunità di highlining mitteleuropea, comunità che aumenta di anno in anno. Vetrina mondiale per la potizza, tipico dolce sloveno. Papa Francesco ha fatto riferimento a questo dolce nel corso dell'incontro con il presidente americano Trump. Scambiando una battuta con la First Lady Melania, che è slovena, le ha chiesto se prepara al marito la potizza. Bergoglio ha imparato ad apprezzare il dolce in Argentina grazie ad un nipote che ha sposato una slovena. La potizza è un dolce molto presente anche a Trieste e Gorizia, dove vive una numerosa comunità slovena. Kandinsky, il cavaliere errante in viaggio verso l'astrazione. È una mostra che racconta un viaggio, anzi numerosi viaggi. Un viaggio vero, quello che Kandinsky fa nel governatorato di Vologda nel 1889. Un viaggio metaforico, quello che facciamo all'interno dell'immaginario creativo di Kandinsky e che ci porterà dai primi segni kandinskiani fino alla grande svolta dell'astrazione. Non la solita esposizione su Kandinsky, ma una mostra di ricerca, filologica, un viaggio reale, quello che l'artista russo fece nel 1889 nella regione di Volodga, 500 km a nord di Mosca, in cui restò folgorato dai tessuti e dagli arredi popolari che lo fecero penetrare nella pittura. Gli oggetti che Kandinsky probabilmente vide in questo suo viaggio e che furono importantissimi per la creazione della sua grammatica e della sua sintassi, che il visitatore, facendo lo stesso viaggio, ricostruirà poi nei grandi quadri, nei grandi capolavori dell'astrazione, che sono poi il centro dell'esposizione. Kandinsky, il cavaliere errante in viaggio verso l'astrazione, 50 opere, molte mai viste in Italia, dal Pushkin o dall'Ermitage, con 85 tra icone e oggetti dal Museo di Arti Decorative di Mosca, al Mudec di Milano fino al 9 luglio. San Giorgio e il Drago è un quadro importantissimo e fa parte della prima sezione della mostra, appunto il cavaliere errante, perché ricorda una delle immagini più importanti per il pittore. Lui stesso scrive che l'immagine del cavallo è un'immagine archetipica per lui dell'infanzia, un'immagine di gioco, ma anche che proviene dalle fiabe, sia russe che tedesche, dato che la nonna era baltica. Una fiaba che parte dal porto di Odessa, unico quadro giovanile, quando lasciata la carriera di avvocato ed una cattedra sicura, scopre la sua arte, quella rivoluzionaria del primo dipinto astratto nella storia dell'arte, quadro con cerchio, fino al 1921, quando si trasferirà in Germania e poi a Parigi per non tornare mai più in Russia. Per trovare l'astrazione, dice Kandinsky, bisogna sondare la propria interiorità, abbandonare la realtà esterna e cercare dentro di sé le vibrazioni che la realtà esterna genera nell'animo, nello spirito dell'osservatore. La mostra termina con un'importante installazione multimediale e attraverso un disegno di Kandinsky, la musica di Schoenberg e dei sensori che permettono al visitatore di entrare e di cambiare il colore, si avrà alla fine proprio una percezione sinestetica come Kandinsky voleva. Ero condannato a guardare senza tregua, scrisse di sé nell'autobiografia. Con lui è cominciata la musica del futuro.